Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano ragazzi, Gran Premio di Silverstone come sempre, un Gran Premio sfavorevole con l'F1, 18° tempo, molto male, non sono riuscito proprio a trovare un setup corretto, per la gara è prevista pioggia battente, 93%, quindi speriamo di avere un rimescolamento di carte in gara. Pole per Hamilton, chiaramente secondo Rosberg, poi Mercedes, Red Bull, Ferrari e via tutte le altre, sarà una gara molto dura. Andiamo, vai ragazzi, andiamo, Gran Premio di Silverstone. Gran Premio di casa per la Williams, possibilità di piogge al 93%, quindi ci sarà la pioggia al 100% praticamente. Inseriamoci dove possiamo. Vai sandwich tra le Lotus. Guarda. Mamma mia. Che casino ragazzi, che casino, siamo settimi, è andata anche bene. Guarda come frenano. Quanto ho rischiato raga, quanto ho rischiato, c'è Ricciardo. Prendiamo la scia Ricciardo. Ciao Richard. Siamo quarti, ma chiaramente un quarto posto molto fasullo, lo dico già Quando c'è la macchina ferma, un ritiro intanto. Primo ritiro ragazzi, dopo neanche un giro, subito a bagarre silverstoniana. Avevo visto che c'era una macchina ferma, sono le Beckett, mi sembra, leggendarie Beckett. Ecco, faccio cagare. Carburante normale, tanto c'è poco da cioè non ce la faccio, se devo arrivare almeno 10°. Questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo cumendiano. Per un Gran Premio veramente difficile per me purtroppo, Silverstone è sempre stato duro purtroppo. Cerchiamo di guidare il meglio possibile, raga. Dai, Kume, dai. Vola, Kume, vola. Non sbagliare, dai Kume. Cerchiamo di difendere sto quarto posto con le mie con i denti. Sarebbe un miracolo, cazzo, il tipico miracolo sportivo cumendiano. In una gara veramente difficile per me, brutto. Tanto attenzione. Inizia a piovere. Inizia subito a piovere, pioggia leggera ma piove intanto. Pioggia comediana. E adesso vediamo. Alonso piove già comunque, vecchio. Non è per dire, ma piove già. Non è per fare il guastafeste, ma già piove. Sì, se è così chiaramente non va a bagnare la pista, bisogna vedere per quanto continua. Dobbiamo capire se andare ai box o no. Attenzione. Qualcuno è andato a sbattere. Non ho capito chi. Vediamo se arriva la safety car. A questo punto speriamo. C'è una macchina che è ferma là,
Colpo di scena, ragazzi, colpo di scena. È ancora ferma la... Di fronte a te si è appena fermato ai box per montare pneumatici morbidi. Probabilmente intendono effettuare uno stint breve. Dai, cazzo, dimmelo se la safety car che è qua, che la so, è qua. Niente. È ancora ferma, però. Porca puttana, qua è da mettere le intermedie. No, fioi, che inculata. Traffico ai box in questo Carburante basso. attenzione ai piloti in uscita dalla pit lane. Guarda, sì, è ancora ferma la macchina. Pneumatici posteriori sembrano freddi, prova a riscaldarli. Boh, non ci sto capendo più un cazzo, ragazzi. Probabilmente montiamo la mescola sbagliata. Ecco. Ma porca puttana, dovevo andare ai box. Condizioni di pista. Dovevo andare ai box. Il computer indica che ci sono bandiere gialle nel secondo settore. Niente sorpassi, fai attenzione ai detriti. Attenzione. Ricciardo. Fioi, panico puro. Non sto capendo un cazzo, Fioi. È ufficiale. Non ci sto capendo una mazza. Questo ho paura che sia un piccolo bug. Che ogni tanto capita. Forse devo salvare la sessione. Sta effettuando una sosta. È ai box. Forse devo salvare un attimo e riprendere. Tutto confermato. Gomme intermedie alla prossima sosta. Dai, andiamo ai box. Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo. Ok, dopo salviamo e riprendiamo. Forse un piccolo bug è capitato anche su Formula 1 2013. Ok, siamo ai box comunque. Adesso vediamo di fare una buona sosta. Vanno ai box tutte però. Probabilmente hanno messo le morbide, hanno messo i pipponi. Dai che rimaniamo quarti. Sarebbe molto positivo rimanere quarti. Bravissimi. Bravissimi ragazzi. Adesso salviamo un attimo, vediamo di sistemare il bug. Vediamo. Tanto vediamo se usciamo al quarto posto. Via libera, via libera. E siamo quarti in una gara di merda come Silverstone. Incidente, bandiere gialle nel secondo settore. Sì, ho capito, bandiere gialle, ma è da 2 ore che sono gialle. Adesso vediamo un attimo che succede, se no salviamo un attimo e usciamo e rientriamo. E si dovrebbe sistemare. Dai che sfruttiamo il bug. Dai che sfruttiamo il bug, fioi. Dai che un po' di... Le gomme sono in temperatura. È ancora là la macchina, fioi. È ancora là. Ok, salviamo. Duro, ragazzi. E non ho capito perché ogni tanto c'è questo problema che... Mi ricordo che a Monte Carlo l'altro anno su... Ancora, no, fioi. Niente, sta gara si è buggata, fioi. Non ci voglio credere. Gara buggata, fioi. Non capisco il perché. A sto punto approfittiamone, che culo di merda. A questo punto approfittiamone, però che poco senso continuare a registrare, ancora problemi, non capisco il perché, porca mignotta. Ogni tanto capita. Comunque grazie bug per il momento. Grazie bug. A sto punto teniamo così e vaffanculo sinceramente. Allora ragazzi, ho cercato di capire. Allora praticamente non era... Allora Hamilton era quello bug... Allora c'era Ricciardo prima buggato di là. Poi si è buggato Hamilton di qua. E Rosberg squalificato, addirittura neanche ritirato, squalificato. Io ragazzi non ci sto capendo veramente una mazza, so solo che è un gran premio veramente con colpi di scena incredibili. E praticamente è Hamilton quello là dietro, comunque si è sistemato adesso.
veramente un casino dopo l'altro, ragazzi. Ripeto, era successo l'altro anno. Se volete vedere una cosa simile, FF1 2013 con l'Xbox 360 a Monte Carlo, che era bandiera gialla infinita, l'avevo scritto, mi sembra. Stavolta però si è ripetuto su due macchine, Ricciardo e Hamilton, e Rosberg addirittura squalificato. Ora lo possiamo anche vedere, facciamolo vedere. Ora abbiamo Hamilton qua ultimo, ritiro Grosjean, ritiro Gutierrez e squalificato Rosberg. Boh, vabbè, non so cosa dire, fioi. So solo che incredibilmente sono secondo grazie a questi colpi di scena, a questi vaneggi del gioco, perché onestamente c'è anche qualche bug in mezzo, ne sono abbastanza onesto, insomma. Vabbè. L'importante comunque è essere secondi in un modo o nell'altro, siamo secondi. In una gara super sfavorevole, tra 15 minuti è prevista pioggia battente. Ragazzi, safety car in pista, ho perso la seconda posizione. Ci sono 17 macchine in pista e Bianchi è secondo. Forza Jules, bello vedere questa scena. Però incredibilmente siamo terzi, Bianchi secondo. Siamo pronti per il pit stop, rientra questo giro. A questo punto devo andare anche ai box, potevo andare adesso, che pirla che sono. No, vado adesso. Mettiamo pneumatici intermedi. Tutto confermato, gomme intermedie alla prossima sosta. Ma la gara senza senso, addirittura safety car, seconda della stagione dopo Melbourne. E abbiamo Bianchi in seconda posizione, incredibile. La safety car ha acceso le luci verdi, dobbiamo effettuare il sorpasso e tornare in fondo al gruppo. Ok, vecchio, ok. Attenzione, è prevista pioggia intensa fra 5 minuti. Pioggia intensa, e allora metto le full wet. Pneumatici da bagnato. Al prossimo pit stop monteremo pneumatici da bagnato. Ragazzi, non sto capendo una mazza, cioè non so cosa dire, fioi, non so che cazzo dire. Cioè, tra i bug, tra questo, tra la safety car, cioè, fioi, veramente gara impossibile da decifrare. E ciao. Sono quelle gare proprio che ti fanno capire come i bug nei videogiochi ci sono ancora. La safety car deve essere arrivata e non in un bug, ecco, almeno quello lo possiamo dire abbastanza tranquillamente. Ho capito, coglionazzo. A sto punto vado adesso e vediamo. A sto punto la rischio. In questa gara bug senza senso. Ok. Mettiamo le gomme da bagnato perché metto pioggia intensa tra 5 minuti, mi ha detto. Io provo le intermedie. Cioè le bagnale full wet. La pista è libera, puoi tornare in gara. Vediamo se l'ho azzeccata. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Vediamo se l'ho azzeccata. Bianchi ha messo le gomme intermedie, mi sembra. Se l'ho azzeccata vinco la gara, forse. Bisogna vedere Alfonso cosa ha fatto. Adesso dobbiamo riaccodarci con dietro la safety car. Non ho parole per descrivere questa gara, ragazzi, non ho parole. Alonso è andato ai box. Ha cambiato le gomme Alonso. Comunque le gomme da full wet vanno benissimo. Grande Kume, mi sei piaciuto qua Kume. Solo che Bianchi mi sta andando via il culo, ragazzi. Cioè, incredibile, Bianchi rischia di arrivare al secondo, non so cosa dire.
Ok, Alonso si è riaccodato. Adesso non so quanti giri dovevamo fare così, ma siamo tutti lontanissimi, siamo. Mamma mia che gara, mamma mia, no, cioè a sto punto stiamo qua collegati perché c'è una gara senza senso, fiori. Comunque penso che tutti hanno messo le full wet a questo punto. Riusciremo ad accodarci dietro la safety? Chi lo sa? Non puoi effettuare sorpassi. Dai raga, dai raga. Insomma così. Ricapitoliamo. Bug Ricciardo, bug Hamilton, squalifica di Rosberg e safety car. Cioè più che bug, cioè Hamilton e Ricciardo sono usciti fuori di pista ma sono rimasti fermi là 2-3 giri. Io non capisco il perché, non riesco proprio a capirla. Sosteniamoci il carburante per gli ultimi giri. La safety car tornerà ai box in questo giro. Ah niente, non riusciamo ad accodarci, allora che sfiga. Muoviti a zigzag, freni e pneumatici sono ancora freddi e dobbiamo portarli in Boh, temperatura. proprio una safety car abbastanza curiosa. Alla ripartenza dobbiamo aumentare l'andatura. Passa alla modalità carburante 3. È incredibile vedere Bianchi. Carburante 3. Carburante elevata, rischiamola. Si stanno tutti lamentando delle condizioni del tracciato. Non perdere la concentrazione. Carburante basso. Ok, siamo qua, siamo arrivati, che culo. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Veramente la Marussia ha un'occasione d'oro, eh. Carburante Conservato abbastanza carburante. elevata. Puoi alzare al massimo i giri del motore per un po'. Mamma quanto piove, attenzione. Magnussen ci prova subito. Sono tutti con le full wet, chiaramente. Non è che posso fare il miglior risultato in carriera al secondo posto, proprio a Silverstone. Sarebbe un culo osceno. Vediamo se saranno altri ritiri. Mamma mia, la gara con più ritiri questa. Dai, ce la possiamo prendere la Marussia, però. Anche se è bellissimo vedere Bianchi secondo, però. Pazzesco, una Marussia seconda, fioi. Come stai calmo. Alonso può vincere la seconda gara, basta, come. Niente, mi sto facendo ingolosire da un secondo posto rubato perché mi rendo conto che è successo di tutto. Non pensavo onestamente uscisse la safety car, invece è uscita. Che non riesco a prendere la Marussia, è la gara più buggata della storia. Dai ragazzi, dai ragazzi. Non riusciamo a prendere una Marussia, non ci credo. Veramente, cosa che non ha senso. Tutti insieme ragazzi per tifare Kuma in questa gara che ha dell'incredibile. Tanto Raikkonen supera Magnussen. Mamma mia quanto piove però ragazzi.
Quanto piove, raga, quanto piove. Raikkonen si sta avvicinando. Volevo sfruttare il cordo, ho sfruttato anche un po' di erba. Dai fioi. Dai, come pompa, cazzo. Possiamo fare i migliori risultati in carriera. Ormai sono saltati tutti gli schemi, ragazzi. Riesco più a stare in pista. Un altro ritiro, 16 macchine. Non so cosa dire, fioi. Mamma mia, che gara. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Non riesco a prenderlo, ragazzi. Non riesco a prendere. Per carità, ripeto, Silverstone è una gara di merda, ma per me. Ma almeno Bianchi. Dai. Carburante elevato, proviamoci. Vettel supera Raikkonen intanto. Dai, come pompa, ti prego. Non riesco a prenderlo, non c'è niente da fare. Bianchi si è trasformato nel fenomeno. Bella storia, comunque incredibile. Adesso che ma Bianchi lo sappiamo, purtroppo lotta per la vita. Vederlo secondo, anche se in un videogioco è bellissimo. C'è da dire che però è una gara abbastanza condizionata da fattori esterni. È una gara un po' condizionata, ma di poco, Che può arrivare il terzo podio consecutivo, però mi sembra, Il quarto stagionale. Ragazzi, Bianchi non lo prendiamo. Boh, non capisco onestamente, non capisco. Non sto guidando bene, però più veloce della Marussia lo sai per forza, insomma, anche se guidi di merda. La gara deve andare così, punto. La gara più strana della mia vita. La gara più pazza del mondo, fioi. Stiamo su normale, tanto. Vettel è tornato al quarto posto. Dai, come provaci. Che figura di merda che stiamo facendo. È ufficiale. Ma perché mi dà 12 secondi da Bianchi? Ma che cazzo sta succedendo, fioi? No, fioi, cercate di fare mente locale voi, non sto capendo più niente. Sono qua in diretta che non ci sto capendo una mazza. Se magari voi potete aiutarmi. Una gara veramente micidiale. Dai, cazzo. No. Brutta questa.
Vettel mi supera, ma riprende la posizione. Carburante, miscela bassa, ci mancherebbe solo di perdere la gara per la miscela. Niente ragazzi, Bianchi arriva. Arriva secondo. Bianchi arriva secondo, non so che dire. Mamma mia raga, che gara, mamma mia che gara raga. Però spero sia presto finita perché non ne posso più onestamente. Carburante, lasciamo bassa, sì dai. Attenzione, Massa ci prova. Massa ci prova. Bravo, come che si difende. 6-8 posizioni più avanti del previsto. Continua così, non mollare. Peccato vince Alonso che mi va avanti in classifica ancora di più anche nei costruttori. Ultimo giro. Il tempo sta anche migliorando, ma ormai la gara è finita. La gara è finita. Non siamo riusciti a superare Bianchi. Boh. Proprio non riesco a capacitarmi di come ha fatto Bianchi poi a trovarsi secondo. Cioè nel senso terzo. Mi ha anche superato. Boh. Non ci ho capito molto. Non ci ho capito molto. Comunque è una bella favola vedere Bianchi che arriva secondo. Tanto Alonso va a vincere il Gran Premio di Silverstone. Seconda vittoria per Alfonsino. Massa prova alla fine a fare lo sgarbo a Comendone. Attenzione, Massa ci prova. Mamma mia. Sta gara non finisce mai. Sta gara non finisce mai. Questa gara non finisce proprio mai. E arriva il terzo posto. Ma il Cume non esulta. Siamo terzi? Sì, no, perché io non ci sto capendo più un cazzo. Ok, terzi. Allora, i ritirati sono Magnussen, Perez, Kvyat, Grosjean, Gutierrez e Rosberg squalificato. Ricciardo e Hamilton sono arrivati rispettivamente chiaramente penultimi a 3 giri. Ecco che sono i due bug. Raga, spiegatemi cosa è successo perché io veramente non ci ho capito una mazza. Raga, un saluto da un Comendon veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.